Napoli è città di misteri, spiriti, sparatilli, fantasmi, fantasmine, munacielle, belle embriane, spettri, apparizioni, capuzzelle adottate, animo priatorio, frisca all'animo priatorio. I misteri hanno sempre fatto parte della nostra vita, abbiamo un corredo esoterico completo, i misteri diventano sogni, i sogni diventano numeri al bancolotto. Se vi dicessi che c'è un mistero di una ottantina d'anni fa, insomma, che accade nel secondo dopoguerra, un mistero che ancora nessuno capite niente. Ma ve lo spiego, vediamo se voi avete capito, perché questo mistero ispirò una famosa canzone napoletana. Nei primi mesi del 1944, qui all'ospedale del Bolgo Loreto, accadde un fatto veramente strano, inspiegabile. Sapete cosa successe? Nel reparto maternità da una donna bianca dei quartieri spagnoli, nacque un bambino nero, completamente nero. Mo chissà che era successo in quel reparto. Bisognava rispettare la privacy di questa donna, disse il direttore amministrativo dell'ospedale. Sapete chi era? Niente proprio di meno che Edoardo Nicolardi, l'autore delle più grandi canzoni napoletane, uno che ha scritto Il mio sograna, oppure quello che ha scritto La serenata delle serenate napoletane, voce notte. Edoardo Nicolardi impose il silenzio, bisogna rispettare questa donna. Ma quando mai? Voi sapete che a Napoli, zitti in due mercati, in un attimo la voce fece il giro dell'ospedale, si giocano pure il numero bancolotto e presero pure i numeri. Bene, quella sera la leggenda vuole che Edoardo Nicolardi era a cena con il suo consuocero. Ora sapete chi era il consuocero di Nicolardi? Visto che all'auciello si accoppiano in cielo e i chiavi che terra, ma lui non era chiavica ovviamente, era niente proprio di meno che Ea Mario. Al secolo Giovanni Gaeta, un altro grande autore di canzoni napoletane. Gianfranco Nicolardi aveva sposato Italia Gaeta. Chi è Mario? Una che ha scritto Ovash, una che ha scritto La canzone del Piave, una che ha scritto Canzone appassionata. L'albero piccerilla già piantata, si cresce nella coppena e questo d'ora. Una pentacata già me l'ha spezzata. Edoardo Nicolardi non appena incontra il consuocero dice: Giù, tu non sai niente che è successo oggi all'ospedale, e gli racconta tutto l'accaduto. E a Mario resta basito, dice: no Edoardo, e calma a scrivere subito una canzone. E allora la leggenda vuole che quella sera, il tempo che le signore in cucina preparavano la cena, al pianoforte Italia Gaeta, con le parole di Edoardo Nicolardi e con la musica di Mario, ispirati da questo fatto strano, nacque Tamburiata Nera. Io non capisco che volta che succede, è che la casa vera non si crede, non si crede. È nata una creatura, è nata ira, chiama gira, sì signore, chiama gira. Se vota gira, se gira e vota, se. Cato chiama cicciondone, cato chiama Peppo gira, Chi lo fa tenere nire, 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 come che